L'Inter lavora per consegnare ad Antonio Conte una rosa sempre più forte. I nerazzurri pensano soprattutto al reparto d'attacco, con l'obiettivo Mertens sempre caldo. La società milanese deve guardarsi da estremi tentativi del Napoli, che potrebbe tornare alla carica per un rinnovo, e dal Chelsea, ma si è molto portato avanti per il belga. Ci sono dettagli da sistemare con l'entourage dell'attaccante per convolare a nozze. L'Inter è in netto vantaggio. Chiaro che con Lukaku in squadra avrebbe argomenti convincenti. Con quest'ultimo Mertens condivide un percorso che ha portato il Belgio ad essere uno dei top team sul panorama mondiale. Ora Lukaku e Mertens si ritroveranno 2 volte da avversari, una semifinale di Coppa Italia a Napoli oltre alla penultima di campionato a San Siro, prima di scoprirsi con tutta probabilità compagni di squadra. Felipe Melo sa sempre come stupire. Prima le frasi sul libro di Chiellini, poi il ricordo di Galatasaray-Juventus, la partita di Champions League che costò l'eliminazione ai bianconeri. Ora una nuova affermazione in un'intervista a Olé. Le persone che pensano a Felipe Melo pensano ai calci, ma io non sono solo calci. Non sono andato alla Juventus, all'Inter, alla Fiorentina, al Galatasaray per i colpi che davo in campo. Ho vinto 15 trofei, ho anche un po' di qualità. Se la Juve mi chiama per giocare con Cristiano Ronaldo, ritorno. Il Barcellona voleva d'élite, lo ha chiamato Cristiano Ronaldo e ora è alla Juve, a 20 anni. Ci sono giocatori che fanno poi la differenza. Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, poi ci sono io. Sono stato anche in grado di fare assist a Robinho, per me uno dei migliori nella storia, nella Coppa del Mondo del 2010 contro l'Olanda. Un debito che sale, una Roma sempre più in crisi finanziaria. Durante la gestione americana il passivo sul bilancio è aumentato e rischia nei prossimi anni di aumentare ulteriormente. Il club di James Pallotta ha comunicato tramite il proprio sito ufficiale la situazione economica della Roma, con un indebitamento finanziario consolidato arrivato a 278,5 milioni di euro, in aumento di circa 60 milioni rispetto al 30 giugno 2019. Il Consiglio di amministrazione ha approvato i risultati del bilancio ed è stata convocata l'assemblea degli azionisti per il prossimo 26 giugno. Questo un estratto del comunicato del club. Il Consiglio di amministrazione di AS Roma SPA, riunitosi in data odierna, ha approvato la situazione patrimoniale consolidata e separata riferita al 31 marzo 2020, da cui emerge un risultato economico civilistico relativo ai primi 9 mesi dell'esercizio, che ha determinato una situazione di riduzione del patrimonio netto di AS Roma SPA per perdite tale da integrare la fattispecie di legge di cui all'articolo 2447 del Codice Civile. In tale situazione, tenuto altresì conto delle previsioni dell'articolo 6 del DL numero 23 dell'8 aprile 2020, con riferimento alla sospensione degli obblighi previsti dal Codice Civile in tema di perdite del capitale sociale, nonché all'obbligo di informativa ai soci, gli amministratori hanno deliberato la convocazione dell'Assemblea degli azionisti per il giorno 26 giugno 2020 alle ore 15 in prima convocazione ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 29 giugno 2020 alla stessa ora. Forse si riparte. Toto Wolff è fiducioso in vista dell'avvio del mondiale di Formula 1. La stagione non è ancora cominciata a causa dell'emergenza coronavirus, ma potrebbe prendere il via a inizio luglio in un modo del tutto anomalo, vale a dire con 2 gare consecutive in Austria. Il team principal della Mercedes, austriaco Doc, sarebbe orgoglioso di ciò, come spiega in un video sull'account Instagram della scuderia. Sono piuttosto ottimista sul fatto che si possa iniziare in Austria perché è uno dei paesi che è riuscito a mantenere un basso numero di contagi con il virus e penso che avranno deliberato un buon piano perché si possa correre. Iniziare la stagione a Spielberg mi rende orgoglioso. L'Austria aprirà la stagione e offrirà 2 fine settimana consecutivi in modo che finalmente si possano disputare 2 corse. Non vedo l'ora. L'emergenza legata alla pandemia da coronavirus naturalmente ha modificato anche il modo di lavorare all'interno del team Mercedes. Abbiamo una task force che sta rivedendo la factory in funzione del distanziamento sociale dettato dal coronavirus. Troveremo un luogo di lavoro molto diverso da quello a cui eravamo abituati. Penso che abbiamo scoperto anche tante cose come le videoconferenze su Zoom, Skype o Webs che sono molto efficienti e che sicuramente potranno essere utilizzate in futuro.